18 ottobre 2019, prima partita casalinga della stagione di calcio a 5 per lo Sporting Musile, una serata che al di là del risultato di gioco rimarrà impressa nella memoria e nel cuore della squadra e dei tifosi per il ricordo reso a Giovanni Mattiuzzo, 22enne numero 10 della squadra, che con Riccardo Laugeni, Leonardo Girardi ed Eleonora Frasson perse tragicamente la vita nell'incidente avvenuto la notte del 14 luglio scorso a Jesolo. Sì, è la prima partita stagionale che giochiamo tra le mura amiche del Palasport di Musile e questa sera abbiamo scoperto una gigantografia del nostro 10 per sempre. Un ricordo che ci accompagnerà per tutto il campionato, nella nostra panchina. Questa sera lo ricorda anche tutta la squadra, visto che gioca con il lutto al braccio. Abbiamo modificato anche il logo aggiungendo 10 per sempre, motivo in più per averlo sempre con noi. C'era anche la sorella Elisa e ha scoperto lei e suo figlio di pochi mesi questa gigantografia, insomma un bel ricordo, un bel pensiero per avere Giovanni sempre con noi.